Buongiorno a tutti, sono Riccardo Rigotto, il sindaco di Villanova Marchesana e abbiamo il piacere oggi di fare la terza edizione della giornata dell'emigrante e saremo circa 200 e passa persone che vengono da diverse parti dell'Italia. Un momento già così molto carico emotivamente perché intanto incontrerò persone che ovviamente non rivedo da tanto tempo e poi perché comunque nella nostra piccola comunità avere così questo sentimento, un sentimento di attrazione, proprio di legame con questa gente, con questi luoghi poveri ma comunque carichi di intensità è veramente qualcosa di molto lodevole e che mi fa ampiamente piacere. Spero sia una buona giornata per tutti e che possa avere questo un eco anche nei paesi limitrofi, nella nostra provincia che spesso viene così ad essere messa al centro dell'attenzione come un po' sofferente per tanti motivi, ma in realtà ci sono tanti aspetti positivi ed emotivi, come ho detto, da salvaguardare. Sono Romana Stocco, il vice sindaco del comune di Villanova Marchesana, che anche quest'anno ospita la nostra rimpatriata di tutti i compaesani che per motivi di lavoro o di famiglia si sono dovuti allontanare da Villanova Marchesana. È un paese che però evidentemente resta sempre nel cuore perché tutti gli anni siamo in tanti, anche quest'anno siamo in 200 a ritrovarci per ricordare il nostro paese e per stare insieme. Buongiorno a tutti, sono Marilena Pasquali, abito a Sesto San Giovanni, Manatia di Villanova Marchesana, sono l'organizzatrice di questa festa che siamo quest'anno alla terza edizione. Volevo ringraziare tutti i partecipanti che hanno aderito e siamo tutti felici, questa festa è grandiosa, noi adottiamo un motto, comunque vada sarà sempre un successo. Grazie a tutti e buona giornata.